Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti della mattina. In apertura nuovi dettagli che arrivano dall'omicidio di Rosolino Cedesia, morto la scorsa notte in ospedale dopo essere stato raggiunto da colpi di pistola fuori da una discoteca di Palermo. Secondo le indagini, a uccidere l'ex calciatore sarebbe stato un 17enne, il fratello del minore, un 22enne, è al momento soltanto accusato di detenzione illegale di arma da fuoco. Maxi sequestro di prodotti dolciari natalizi in Italia, 39 le tonnellate andate distrutte. A Catania, nello specifico, è stato denunciato il titolare di un laboratorio, trovate carcasse di insetti tra gli alimenti. Verifiche sono state operate anche a Palermo, Agrigento e Trapani. La procura di Caltanissetta è invece sottoposta a sequestro beni per un totale di circa 760.000 euro nei confronti di alcune imprese appaltatrici. Nello specifico, le ditte elevavano assolvimento degli oneri tributari connessi al rapporto di lavoro per ricavarne profitti. Individuati e denunciati a Trapani 133 soggetti che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza per un importo di oltre 1,5 milioni di euro. Le indagini hanno consentito di accertare come 24 soggetti avessero indicato nel proprio nucleo familiare anche i relativi figli minori allontanati. E in chiusura ci spostiamo a Palermo, dove 3 uomini sono stati arrestati, sequestrati anche quasi 30 kg di hashish suddivisa in panetti e 1 chilo di cocaina. Il valore al dettaglio della droga è di circa 400.000 euro. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a più tardi.